35 focolai da ottobre, oltre 4 milioni di capi abbattuti, i numeri dell'epidemia di aviaria che ha colpito gli allevamenti avicoli della provincia di Padova. Ora, superata la fase dell'emergenza, Coldiretti chiede alla regione che vengano al più presto svincolati i fondi assegnati al Veneto per i danni diretti subiti dagli allevatori. Si tratta di uno stanziamento del Ministero della Salute di 57 milioni di euro relativo alle perdite conseguenti agli abbattimenti obbligatori dei capi negli allevamenti per arginare la diffusione del virus. Fin da subito ci siamo mossi nel regionale per chiedere all'assessore della sanità Nazzarin di fare presto e sbloccare quelle risorse stanziate per gli aiuti diretti negli abbattimenti, 57 milioni di euro. Auspichiamo che a breve queste risorse riescano ad entrare nel circuito della filiera avicola del nostro territorio e con queste riuscire a dare un inizio di liquidità. La mancanza di liquidità e l'aumento di costi di produzione dovuti ai rincari delle materie prime e delle forniture elettriche stanno rendendo difficoltosa la ripresa. Il settore avicolo nella nostra provincia vale 120 milioni di euro, conta 312 allevamenti e oltre 6 milioni di capi, concentrati per lo più nella zona della Bassa Padovana, con una produzione di 91.000 tonnellate. Oltre ai danni diretti, dunque, Coldiretti chiede anche un anticipo dei pagamenti indiretti. Altri 30 milioni di euro stanziati dal governo, dove stiamo in attesa del decreto attuativo per riuscire a mettere anche queste risorse nel circuito veneto e nazionale per tutte le aziende che hanno avuto queste problematiche. Speriamo nella celerità, sono ormai 8 mesi, dobbiamo fare presto, le aziende, gli imprenditori aspettano solo un segnale positivo in questa difficile vicenda che purtroppo ci ha segnato l'avicoltura padovana, regionale e nazionale.